Salve a tutti. Storia, memoria, passaggi generazionali sono importanti anche per la cooperazione. Di questi temi sensibili parliamo oggi col presidente di Confcooperative, Giuseppe Graffi Brunoro, che ci racconta il suo punto di vista assai interessante. Presidente Graffi, la cooperazione in Friuli ha una storia lunga oltre 140 anni. In sintesi, che cosa racconta alle nostre nuove generazioni? Anche alla luce degli avvenimenti degli ultimi mesi, racconta che non ci si deve mai arrendere, racconta che si possono affrontare le difficoltà che la storia ci mette davanti, stando insieme, lavorando nell'interesse comune e cercando appunto di pensare alle prossime generazioni e non solo a quella esistente. Credo che questi elementi siano alla base della storia della cooperazione fin da quando è nata. Difficoltà e opportunità dunque abbinate alla cooperazione e alla nostra società che cambia rapidamente. La cooperazione, secondo lei, ha saputo adeguarsi ai tempi? Ma direi di sì, mi pare che proprio leggendo la storia della cooperazione nel mondo, in Italia e nella nostra regione, il processo di continuità evolutiva o di evoluzione continua, giocate un po' voi con queste due parole, possa essere proprio l'emblema, lo slogan della cooperazione. Abbiamo saputo superare momenti difficili, le due guerre, l'ostilità della politica nel ventennio e la cooperazione è ancora qua. Ha saputo superare momenti di difficoltà economica, ha saputo superare momenti di difficoltà sociale, quindi credo che ci sia qualcosa che va al di là delle persone e la cooperazione la incarna. Presidente Graffi, da molti anni io seguo con attenzione gli eventi cooperativi e so che spesso Confcooperative si è guardata indietro per ricordare e fotografare i momenti e anche i protagonisti più significativi di questa sua lunga storia. Perché voi ritenete così importante coltivare la memoria? Ma forse è in quello che ho appena detto, non credo che sia il caso di scomodare Giovan Battista Vicco, ma dalla storia riusciamo sempre a estrarre elementi di riflessione che ci portano ad avere strumenti per confrontarci con l'esistente. Alla fine, certo, la storia non si ripete, ma non è mai neanche completamente nuova, quindi conoscere la storia di chi ci ha preceduto, di come sono stati affrontati problemi sociali ed economici in passato, ci aiuta ad affrontare quelli di oggi che sono diversi, ma che forse sotto sotto non sono così diversi. Decisamente però la storia è stata attraversata dai valori cooperativi. Ecco, anche questi che sono fondanti, credo, per il lavoro che sta facendo la cooperazione, sono ancora così importanti e validi? Direi che la cooperazione incarna valori che sono alla base della vita degli uomini e della vita insieme degli uomini, sono nel nostro DNA, stanno nella nostra storia. In fin dei conti i valori della cooperazione sono gli stessi dei 10 comandamenti, quindi alla fine la cooperazione è un tentativo, direi ben riuscito, di scaricare nell'economia ciò che caratterizza gli uomini nel loro vivere insieme. Dunque le chiedo in conclusione valori, storia, memoria, Confcooperative, come parla e cosa racconta ai giovani di oggi? Ma Confcooperative in Friuli Venezia Giulia racconta ai giovani ciò che è e soprattutto ciò che vorrebbe diventare grazie a loro. Racconta che la cooperazione non è un caso che stia sancita nell'articolo 45 della nostra Costituzione con la sua logica di funzione sociale, e devo dire che forse in Friuli Venezia Giulia è un po' favorita dal fatto che le popolazioni del Friuli Venezia Giulia hanno dentro di sé
i secondi commi degli articoli 2 e 4, dove al primo comma si parla di diritti ma al secondo comma si parla di doveri, e forse il vantaggio che abbiamo in questa regione è che è ben chiaro alla nostra gente che i diritti sono importanti, ma probabilmente lo sono ancora di più i doveri. Confcooperative vuole essere strumento per far passare di generazione in generazione questo messaggio.